Euroregione.news. Bertiolo, premiati i vini e il Friulano Doc 2021. A conclusione di una festa del vino indiscutibilmente anomala, con solo eventi culturali, sabato si è tenuta la premiazione dei migliori vini tra i 272 concorrenti e domenica il riconoscimento al Friulano Doc è stato consegnato dal sindaco Leonora Viscardis con il presidente del consiglio regionale Zanin a Don Alessio Geretti. Si è conclusa la parte centrale più viva della festa del vino ieri domenica con l'ultimo intervento, l'ultimo evento, la consegna del premio, un premio prestigioso, un Friulano Doc, che è stato consegnato a Don Alessio Geretti e al Comitato San Florian con cui lui ha voluto condividerlo. È stata una bella serata come quella di sabato alla consegna dei premi ai viticoltori che sono risultati vincitori con i loro vini, e adesso la parte degli eventi si è conclusa. Rimane ancora naturalmente la mostra Affreschi senza confini presso la sala parrocchiale di Bertiolo, che sarà godibile fino all'11 di luglio, domenica 11 luglio. Fra l'altro, in occasione che c'è una mostra ornitologica a Bertiolo, la Bertiolo Run, e ci sarà la possibilità fino a quella data di gustare i begli affreschi sia della cappella minore della parrocchia, ma le riproduzioni di 26 siti di affreschi senza confine tra l'Istria e il Medio Friuli, passando per la Bassa Friulana, con chiaramente la centralità di Aquileia. Poi c'è il vino, naturalmente vino di qualità Bertiolo. Bertiolo ha premiato dei vini in concorso che sono risultati anche quest'anno di ottima qualità. Ci sono stati ben 272 campioni assaggiati da diversi enologi che hanno veramente aderito numerosi a questa iniziativa, e da qui si capisce la voglia di ripartenza, di rinascita. Bertiolo rimane la città del vino, rimane il luogo vocato alla produzione di uva e di vino, e a Bertiolo un buon bicchiere nei bar si potrà sempre gustare, perciò vi invitiamo a visitarci. E da Bertiolo si riannoda un filo che si era interrotto con la pandemia, il legame di questa terra con tutti i vini prodotti in Friuli Venezia Giulia, attraverso la mostra concorso dei vini, attraverso la festa del vino della regione Friuli Venezia Giulia. Una tradizione che parte da lontano e che, attraverso la valorizzazione della qualità della produzione dei nostri agricoltori, dei nostri vignaiuoli, pone questa regione all'avanguardia non solo a livello nazionale ma a livello, direi, mondiale. E allora è una speranza, è un inno anche al futuro qui da Bertiolo. Possiamo dire che questa manifestazione può essere dotata del sigillo della terza ripartenza, perché appunto attività che ripartono e che ripartono anche con una capacità di innovare, così come quello che hanno in cantina, in vigna i nostri produttori, credo che possono collocare questo vino, i vini del Friuli Venezia Giulia, come un elemento fondamentale di promozione non solo per l'enologia ma anche per la cultura, l'identità e la storia delle nostre comunità. Prima di tutto è il risultato di una bella compagnia. Non sono cose che si fanno da soli, ma quando un paese sa essere un paese e sa trovare le sue energie migliori, anche per principio cercando di essere un segno di speranza, tanto più nella nostra terra di montagna, dove in genere i piccoli centri si spopolano e si avviliscono. In secondo luogo bisogna avere una forte passione e una bella missione, la percezione insomma che abbiamo qualche cosa di buono e di grande da dire e da dare, e cercare di conseguenza i mezzi di qualità per farlo. E poi servono tante alleanze con un po' di coraggio e di audacia, ma le alleanze si trovano quando si ha il coraggio di fare e di pensare cose grandi, si trova più collaborazione di quello che si potrebbe immaginare, e quando
quando ci si accontenta del mediocre e del minimo, che si finisce per fare sempre meno. Una sorpresa bella, è un segno della generosità e della vivacità del vostro paese, della sua bella tradizione. È una cosa che ci onora, non tanto ma ci onora tutti quelli che lavorano. E come fare il vino è un'arte, così fare arte può dare una bella ebbrezza allo spirito, all'intelligenza. Ci aiutiamo insieme a tenere lieto il cuore delle persone. Ho avuto l'occasione con questo premio Vini Doc per un friulano doc di essere qui a Bertiolo con molto piacere e di riflettere insieme con le persone a partire da un tesoro d'arte e di bellezza di questa comunità nella chiesa di San Martino, la cappella laterale, originaria abside dell'antica chiesa, con i suoi affreschi appena ritrovati, appena restaurati, appena inaugurati, che dal 1535 ad oggi ci offrono molti spunti di riflessione. Su questo abbiamo potuto fare un bel viaggio storico, teologico, artistico e poi cercare di portarci via nel cuore e nella mente qualche messaggio per affrontare il domani che abbiamo davanti, con il solito coraggio e la solita intelligenza che contraddistingue i friulani. Da Bertiolo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news